La grande magia, siamo qui in questa recita organizzata da Puglia Cultura, però siamo curiosi di conoscere un po' qual è la contemporaneità di questo testo che dopo tanti anni continua a fare un incredibile successo. Buonasera a tutti, sono Michele Di Mauro, sono qui insieme a Sabrina Scuccimarra e Natalino Balasso, che è l'altro protagonista dello spettacolo. Che cosa ci serve? A cosa ci serve la grande magia per andare verso il pubblico di oggi? Ci serve per raccontare qualche cosa che parla di illusione, qualche cosa che parla di sentimenti, qualche cosa che parla di magia, ma di quella magia che sottintende in qualche modo la magia del teatro e non la magia all'interno del teatro, cioè questa grande commedia di Edoardo che appunto si chiama La Grande Magia, di cui uno dei due protagonisti è un mago, una specie di mago, un ciarlatano, un affabulatore, un politico del privato, perché in qualche modo organizza la sua vita e la vita di anche molte altre persone intorno a sé attraverso questa sua capacità, no? Espressiva, di eloquio, eccetera, eccetera, eccetera. E sembra però, oltre ad essere un mago, perché poi fa quello nella vita, cioè, sono una compagnia girovaga in qualche modo, di giro, oltre a fare quello sottintende una certa furbizia, una certa dose di possibilità sottocutanee, no? Di intervenire sull'altro, e infatti la storia poi dopo si intreccia intorno al personaggio di Spelta, un uomo borghese con moglie che si trovano in questo albergo Metropole a fare le loro vacanze e che incrociano questo mago che è lì con la sua compagnia per fare uno spettacolo. Succede una cosa molto importante. Sparisce la moglie. Questo però lo deve dire lui, perché sparisce la moglie, e quindi parlateci un po' di questi due personaggi che sono così diversi, però vanno benissimo sulla scena perché hanno quel quid di intersecazione proprio psicologica, si incastrano perfettamente. Come avete lavorato? Intanto sull'intersecazione psicologica, che mi sembra un buon punto di partenza, intanto diciamo il personaggio del mago è una sorta di bufera, di tempesta che arriva, che percorre tutto lo spettacolo fino alla fine, mentre il personaggio del marito tradito di questo borghese che vive scegliendo l'illusione anziché la realtà, proprio per negare la realtà, come facciamo oggi noi con i social, lui ha una sorta di parabola per cui inizia come un personaggio autoritario, anche un po' tracotante, maschilista, come del resto era maschilista tutta la società nel 48, e poi finisce appunto per impazzire, insomma, dietro questo pensiero, cioè mi converrà accettare la realtà, accettare di essere sconfitto perché dal punto di vista della sua classe sociale il dissolvimento della famiglia è una sconfitta, quindi accetto di essere sconfitto, oppure accetto l'illusione, cioè di vivere dentro una favola e di rendermene convinto. E questa poi la scelta la vedremo. E parliamo adesso con la figura femminile, una delle figure femminili. Qual è secondo te la scena più difficile di questo testo da interpretare? Abbiamo parlato di contemporaneità, abbiamo parlato anche di metafore, come giustamente diceva, i social sono la negazione della realtà oggi. Secondo te qual è la scena più difficile da far credere al pubblico? Perché il teatro è verità, qual è? Io direi la magia. Il momento della magia, sì, diciamo che al di là del fatto che durante le prove è proprio stato un momento sul quale siamo stati tanto, ci abbiamo lavorato tanto. Dateci un dietro le quinte di questo spettacolo, qual è stato? Sicuramente ti dico, la magia è stato complicato perché il regista ha voluto, non voglio dire troppo, però ho voluto un modo molto particolare per creare questo momento di ciò che diciamo si vede e ciò in cui noi vogliamo
credere. Quindi questo testo poi diciamo un tema che tocca e che secondo me lo rende tra i mille, perché è un testo meraviglioso, però uno dei temi che forse lo rende tanto vicino alle persone è anche questo: cos'è vero e cos'è invece quello che proprio noi assolutamente vogliamo vedere, la nostra fede nelle cose, cosa vogliamo vedere e cosa è reale invece. Questo è un confine talmente labile che io credo che ci sfugga continuamente durante la giornata e quindi la magia è un momento, diciamo, Un momento difficile da interpretare, ma se oggi dovesse tutte e tre far sparire qualcosa da questa realtà, dalla situazione contemporanea, che cosa facciamo sparire? Cameraman. No, volevo dire una cosa che forse potrebbe essere intrigante, sia per lo spettatore sia per noi che ogni tanto usiamo le interviste per capire che cosa stiamo facendo. No? In realtà ci sono per esempio due coppie importanti in questo testo, no? Che sono Dispelta e sua moglie e Marvuglia e la sua, no? E vivono due vite completamente diverse e ci raccontano anche un modo di vivere la coppia in maniera diversa. E all'interno della scrittura della grande magia rispetto al rapporto di coppia, Edoardo fece nel 48 dei salti clamorosi, ma clamorosi, ma proprio rispetto all'identità femminile, per esempio. Cioè, ci racconta una donna, la moglie di Dispelta, che a un certo punto, non esattamente per un suo volere assoluto, ma prende la palla al balzo, se ne va. Cioè, se ne va e lo molla per 4 anni. Cioè, a differenza di questo c'è una moglie che invece segue il marito dovunque. però siamo una coppia molto aperta. Ma essendo Per l'epoca. Molto. raccontano addirittura in modo Sì. proprio esplicito che sono una coppia aperta, perché lei dice: ti ricordi quando facevamo le varietà che ne facevano- ti trovavo con le chantose, e lui dice: ah no, perché Ma tu tu no, e lei lo stesso, cioè accettano di essere coppia in quel modo lì. In un modo non consueto, Non no? consueto, Soprattutto per i tempi. ma soprattutto dalla parte del povero. Sì. In qualche modo, a differenza della parte del borghese, vivono questa possibilità in maniera esemplare, e di là invece c'è la gelosia, c'è la differenza tra fede e fedeltà, c'è una cosa dell'illusione, se stessi all'interno, capito? È come se fosse idealizzato, no? Il concetto di coppia dall'altra parte, e da questa parte invece è un pochettino vissuto. Vengono accettate, accettiamo le nostre sì. miserie, diciamo. ma con la forza dei due personaggi femminili. La moglie intanto è arrivata. Ecco, lei è la grande magia. Come si fa a sparire credibilmente sulla scena? Ci hanno raccontato che è molto difficile questa scena della magia, appunto. Come avete lavorato in questo senso? Diciamo che tutte le parti legate alla magia, purtroppo devo dire che qua non mancano dei pezzi di scenografia, perché siamo in tour, bisogna... Sì, bisogna un po' adattare ai teatri, per cui diciamo che tutta quella parte un po' si perderà stasera, devo dire. Però c'è tutto un gioco di luci, c'è tutto un gioco di movimenti, rallentamenti e velocizzazioni, è tutta una magia che vive nella testa di chi guarda, e ognuno poi potrà interpretare nel modo che preferisce, però è tutto molto davanti, cioè il tradimento che poi porta alla sparizione avviene proprio davanti agli occhi di Calogero. È una magia davanti agli occhi di tutti, quindi chi ci vuole credere ci crederà, e chi non ci vuole credere continuerà a non crederci. Quindi è un testo che comunque anticipa molto, per questo è un successo sempre in tutto il tour. Qual è il momento più bello dello spettacolo o più emotivo dello spettacolo? La magia, ok, è la protagonista assoluta, però il momento in cui il pubblico si emoziona, secondo voi qual è? Loro non lo possono dire perché sono in scena, sarebbe immodesto, però secondo me alla fine del secondo atto il monologo dell'uccellino. Secondo te è uguale? Sì, secondo me il climax emotivo, secondo me, è la parte in cui Otto riesce a convincere veramente e filosoficamente Calogero a entrare nel suo gioco, e lui dice: non c'è un muro, c'è il mare, e lui
per la prima volta vede veramente il mare. Certo. Adesso facciamo un gioco, facciamo finta che avete un'esigenza tecnica ed una replica, dovete sostituire un altro dei personaggi. Che cosa fareste? Che cosa vi piacerebbe fare anziché di questo ruolo in questa commedia? Che personaggio interpreteresti tu, per esempio? Il personaggio piacerebbe a me? Io adorerei interpretare i due ruoli, sono bellissimi i due ruoli maschili, il mago e Calogero sono, diciamo, le due facce di una Facciamo il medaglia. mago Calogero, che cosa facciamo? Forse più il mago, sì, perché c'ha quella vena un po' più scassata che mi appartiene di più. Però, Invece Se facciamo così io allora però voglio te fare devi mia fare moglie. Zaira. Sì, sì, sì. Ti metti una parrucca. Invece per voi che fate? Dovete interpretare un altro ruolo tra questi, che cosa vi piacerebbe fare? Non ne ho idea, a me forse piacerebbe fare i camerieri, perché abbiamo Manuel Severino, è uno dei nostri attori, bravissimo, che interpreta due camerieri diversi, un vecchio cameriere ormai provato alla vita e l'altro invece un giovane cameriere pieno di speranze ma scemo. Io ho una passione per Otto Marvuglia, cioè purtroppo devo essere d'accordo con Sabrina sul mago. È bello, è un personaggio che prende. E adesso invece diamo un messaggio al regista che ha diretto questa splendida commedia, quindi che cosa vi va di dire? Che si chiama Gabriele Russo. Teatro Bellini, insomma, è una garanzia. Che messaggio volete dare a Gabriele? Sì, adesso, in questo momento. Allora, il mio è questo: Gabriele Russo, stai attento perché noi stiamo per finire la tournée e siamo tutti molto appassionati a continuare questa esperienza con te e con il Teatro Bellini. Quindi scegli un testo che ci comprenda tutti quanti, pensaci, convocaci, parliamone e in un breve tempo possibile mettiamo a punto questa nuova produzione. Grazie. Io concordo, mi adeguo. Mi raccomando, attenzione a scegliere un testo per molte donne. Quelle donne, presente femminile. Allora, siccome al Bellini c'è un bellissimo bar, Gabriele Russo, vai avanti con le ordinazioni che stiamo arrivando. Sì, esatto. Ma io voglio dire grazie per aver creato questa situazione che ci accompagna da 2 anni in maniera molto felice e molto insospettabilmente questo gruppo di persone che non si conoscevano, che poteva essere un disastro come talvolta succede, e invece si è trasformato in una bellissimo incontro. Sì. Grazie mille di essere stati con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao, da Sabrina Scuccimara, niente, vi dico andate a teatro, andateci, ci dovete andare, uscite di casa e andate a teatro. Andate al cinema perché il teatro è noioso, costa troppo, questo è quello che si sente dire normalmente. In realtà il teatro costa molto meno e dentro il teatro ci sono cose che il cinema non può neanche immaginare di produrre nella testa delle persone, del pubblico. Intanto perché tu sei lì. Allora, il fatto che tu sia lì, che tu abbia 7, 14, 21, 28, 39 o 84 anni è uguale. L'importante è che tu sia lì, perché sia tu che io possiamo morire in quel momento. Sì, io mi rivolgo a quelli che invece ci vanno a teatro, poverini, non ci rivolgiamo mai a loro, ci rivolgiamo sempre a quelli che non ci vanno. Venite a teatro, no, quelli che già vanno a teatro, ecco, che continuano ad andare però sempre con più curiosità, cioè non aspettandosi qualcosa ma aspettandosi di tutto. Io invece voglio dire andate a votare perché i nostri nonni sono morti perché noi potessimo farlo, grazie.